Ingegner Sortino, la filiera istituzionale Università, Fondazione ITS e Imprese contribuisce a favorire l'occupazione giovanile qualificata. Tecnicamente, da un punto di vista puramente pratico, come funziona questo sistema? Essenzialmente quello che noi oggi stiamo presentando è il piano di riconoscimento crediti per i quali i diplomati ITS potranno avere il riconoscimento di una parte dei crediti per il conseguimento della laurea triennale in ingegneria meccanica all'atto dell'iscrizione all'Università di Udine in qualità di studenti appunto della laurea triennale in ingegneria meccanica. Questa è una stimazione che parte appunto dal fatto che partecipiamo alla definizione dei piani di studio del programma del corso ITS del Marignani, Fondazione Marignani, e anche da altre iniziative che sono state messe in campo dalla Fondazione per migliorare ulteriormente la preparazione di base dei diplomati ITS che intendono poi proseguire gli studi all'università.